Lei sta pensando di trasferirsi altrove? Ci sto pensando, io amo questo posto, ha una clientela fantastica e lavoro molto bene, però io se faccio una comparazione con l'altro ristorante che ho da 17 anni ormai a Santa Giustina in Colle, che è in provincia di Padova, 17 anni solamente, una volta ci hanno fatto un furto. Luca Serpente ha perso il conto di quanti furti abbia subito il suo ristorante. Da quando nel 2019 ha rilevato la Melia, Mestre è un nome storico nel suo campo, almeno 10. In meno di 5 anni però, perché di mezzo c'è stato anche il lockdown per Covid. I segni dell'ultima notte di assalti sono evidenti. Una porta completamente scardinata e soprattutto l'avventuroso percorso che, aprendo un varco sul muro esterno, ha portato il o i ladri dentro al locale. Migliaia di euro di danni per un colpo che alla fine si è sostanzialmente risolto con un bottino modesto. E cosa hanno portato via? Stupidaggini, perché parliamo di danni di migliaia di euro e mi vanno a rubare qualche bottiglia o il fondo cassa, boh. Quindi sono veramente furti che non hanno senso. Io continuo a non capire, questo è l'ennesimo furto, è l'ennesimo scasso, sono sempre stati danni di poche migliaia di euro, questo stavolta questo è un danno molto grande. Via Giustizia è meno conosciuta di altre strade di Mestre come Via Piave, assurta agli onori delle cronache nazionali col titolo poco gratificante di capitale italiana dello spaccio di droga. Ma anche qui le cose non vanno benissimo. A meno di 300 metri, ad esempio, la carrozzeria moderna di Paolo Favaretto è diventata famosa per aver subito in 10 anni più di 30 furti con danni per 2 milioni di euro. Purtroppo la situazione di questa zona, ma un po' di tutta Mestre è questa adesso, in questo momento. Sono arrivati anche diversi assessori qua a darmi solidarietà, non questa volta, ma le volte scorse. Però poi dopo vedo che sono tutti quanti appelli che rimangono un po', come dire, non esauditi.